È un 3-0 pesante, cioè, è venuto su una gara che forse avreste potuto fare qualcosa di meglio, come la reputi? No, è stato un primo tempo studiato così, e quindi dovevamo aspettarli per cercare di colpirli in ripartenza. Siamo stati puniti sul primo gol, che è stata una Sì. sì. E poi il secondo gol, che è il rigore, sono proprio curioso di rivederlo, No, io in perché diretta ho detto che c'era, poi ho riguardato le immagini, secondo me non c'era. no, non c'era, Non c'era. appunto, perché l'abbiamo visto anche noi, non c'era, e quindi poi sai, 2-0 contro una squadra comunque che sa difendersi bene e anche attaccare bene, come una signora squadra. Poi è difficile, secondo tempo sembra di aver fatto comunque una buona prestazione, la reazione c'è stata, però non è servito a molto. Sì, è vero, la reazione c'è stata perché nel secondo tempo forse loro avevano tirato qualcosa indietro, però voi li avete in certe occasioni chiusi là davanti e anche con buone trame di gioco. Ma noi abbiamo subito forse due tiri in porta, abbiamo subito 3 gol. Stessa cosa di domenica scorsa, però insomma, si va avanti, ma le cose bisogna farle con più cattiveria. Più cattiveria. Io è da tanto Da che, tanto che lo che lo predichi, predico, sì. ma faccio fatica. Anche perché sono giovani, Massimo, no? Sono giovani, però questa è una giustificante che serve a poco, perché giovani o non giovani le prestazioni devi farle, e quindi bisogna cercare di tirare fuori più cattiveria.